Ora prego il dottor Saldetano di prendere la parola, consentitemi soltanto di ricordare chi nella sua famiglia lo ha preceduto sugli incarichi del Consiglio Comunale di Roma. Ringrazio come si è ricordato la figura di mio papà, che è stato ha avuto l'onore di rappresentare le istanze di Sopano in questa sede. E io spero che nella mia attività politica non crei presupposti per magari spero di contribuire anch'io al suo ricordo nella mia modesta attività. Io diciamo che voglio iniziare l'intervento, sono preparato in verità, non mi piace, perché questi sono dibattiti dinamici, magari quello che tu puoi dire viene positivamente, magari anche influenzato da quello che senti, da quello che emerge dal dibattito. Il dibattito serve a questo, io perciò ringrazio il Cenobio per l'organizzazione di questo evento, perché questo evento ci ricorda che cosa vuol dire politica. Politica è la cosa insieme, la cosa ed è giusto che tutti se ne occupino come in un'occasione come questa. Ancora più meritevole perché si parte dalla storia. Io ogni volta che sento parlare di storia mi viene sempre in mente la battuta che faceva Longanese, che diceva: ma quale storia? Dice, gli italiani sono un popolo di contemporanei, non hanno posteri né abiti, vivono il presente. E noi troppo spesso pensiamo a vivere il presente. Questo convegno è diverso e deve essere diverso da tutti i convegni che l'hanno preceduto, perché io ritengo che in questo convegno dobbiamo parlare concretamente di quello che noi vogliamo. Io nell'intervento dell'avvocato, per esempio, ho colto soltanto una cosa sulla quale sono leggermente in disaccordo, cioè sul fatto demografico. Noi assolutamente, ed è giusto che noi diciamo che Slovacca è in crisi, noi in questo caso lo dobbiamo nascondere, perché sennò veramente non riusciamo mai ad andare avanti. Però dobbiamo anche dire che la crisi è un po' generica, perché se noi notiamo appunto le tabelle demografiche, vediamo che dal 51 al 71 c'è stata una forte evoluzione demografica. Dal 71 in poi la tendenza viene attenuata, perché poi dobbiamo dire questo? Perché la politica di allora, io non voglio dire adesso se ha fatto bene o male, però ci fu un enorme allargamento della spesa pubblica per creare posti di lavoro. Negli anni 70 il 70% del PIL della provincia di Benevento veniva dal settore pubblico, dalle assunzioni pubbliche. Questo purtroppo ha pesato in maniera da una parte positiva, da una parte negativa per la nostra economia. Positiva perché? Perché senza il decollo dell'industrializzazione noi ci ritroviamo con un territorio bellissimo. Negativa però perché noi non abbiamo mai acquisito a fondo la mentalità che ce la dobbiamo fare da soli. Perché noi abbiamo sempre avuto la mentalità, avvocato, voi che giustamente ci avete ricordato il passato, e ci pensa qualcun altro. Arriva il leader, arriva il personaggio forte di turno, ci pensa lui. E noi società civile, io parlo da cittadino, non abbiamo mai pensato ad essere parte attiva in un qualsiasi cambiamento. Perché io penso che il ruolo nella democrazia da parte dell'elettorato attivo non deve finire il giorno dopo le elezioni, dovrebbe continuare dopo le elezioni, bisognerebbe avere un controllo. Il prezzo della democrazia, non mi ricordo questa cosa, è il continuo controllo. Questo è il prezzo della democrazia. Noi non possiamo far sì, come è stato fatto, che ci andiamo leggeri, noi siamo cittadini come società culturale, cioè come cultura, società civile, noi dobbiamo esercitare un continuo controllo sul pubblico, su quello che facciamo noi politici. Io diciamo, nel mio intervento voglio anche parlare, l'assessore dell'ONU è stato molto completo perché diciamo, ha detto molte cose che fa questa amministrazione. Io penso che uno dei modi, io parlo del gruppo Ricominciare, noi abbiamo sempre approcciato alla vita politica con un fare sempre molto positivo, poco arrogante, anzi quasi per nulla arrogante, è sempre molto discorsivo. E questo sta continuando, perché io credo che già il fatto che noi siamo qui
probabilmente cercare di parlare di solo parte, questo ci fa onore sia agli organizzatori ma anche all'attuale classe politica. Certamente noi, ci sono anche altre azioni, noi stiamo partecipando a dei bandi del Turno, per esempio, per la rivalutazione di alcuni sentieri storici. Vi faccio per esempio il centro storico della Madonna del Roseto, così ben descritto da Don Vincenzino Canelli nel suo libro, e stiamo cercando di gestire il meglio, che è stato sempre un po' un enigma della nostra Solopaga, in un modo differente. Stiamo cercando di portare con la provincia un nuovo contatto di gestione del meglio. Noi vogliamo che il meglio diventi la vetrina delle eccellenze solopaghesi, non più soltanto le etichette, non più soltanto delle spiegazioni generiche sulla storia dell'alimento, poi possono interessare fino a un certo punto, però noi vogliamo che il visitatore che verrà al meglio del futuro dentro il meglio possa trovare dei riferimenti alle concretezze, al concreto che abbiamo solo paga. E questo è un altro punto fermo che noi faremo a breve. La Fondazione Festa dell'Uva, noi ci stiamo lavorando, io sono ottimista perché finalmente si è trovato una concordia su un articolo dello Statuto, che era l'unico articolo dello Statuto Comunale che era tassativo. Cioè lo Statuto Comunale, ci stanno una quarantina di articoli che dicono il Consiglio Comunale può fare. Un solo articolo diceva è costituito l'ente Festa dell'Uva, quell'articolo è rimasto sempre lettera morta. E noi quell'articolo invece è quell'articolo dello Statuto che daremo seguito. I problemi manifestati dalle associazioni commerciali sono dei problemi giustissimi, sono dei problemi seri, purtroppo anche dovuti alla liberalizzazione che nel 2010 è stata attuata dal governo su direttive europee di tutto il settore commerciale. Alcuni dicono per fortuna, io dico purtroppo, spesso purtroppo c'è anche libertà di poter costituire attività commerciali. Spesso gli effetti che si hanno noi li cerchiamo sotto gli occhi tutti quanti noi. Questo è un problema che va affrontato. Purtroppo non è semplice da affrontare perché non basta la sola amministrazione comunale per affrontare questo problema, come molti altri problemi. Noi tutti ci dobbiamo un po' svegliare. Io certamente l'intervento del consigliere Galdiero che dice sì, io fare ordinaria amministrazione. Sì, facciamo ordinaria amministrazione, veramente anche noi facciamo un po' ordinaria amministrazione. All'epoca di internet, parlare ancora di PUC, una cosa antelocana. Il PUC, noi stiamo cercando di lavorare al meglio delle nostre possibilità. Il problema è che c'è un documento approvato da tutti gli enti locali che si chiama bilancio. Questo documento ti dice i soldi che tu vuoi spendere e i soldi che non vuoi spendere. Noi purtroppo non abbiamo le risorse per avere un'accelerazione importante sul punto. Non ci sono le risorse, perché abbiamo cercato di partecipare a bandi regionali della Regione Campania su tutti i rubinetti, a partire dalla legge 51 che è stata molto utilizzata dalle amministrazioni passate. La legge 51 consentiva di fare per esempio quei lavori con le opere pubbliche, quei lavori pubblici di ordinaria straordinaria manutenzione che sono essenziali. La piscina comunale, sì, certo che noi stiamo cercando di portare avanti discussioni della piscina comunale, è un po' difficile perché quando si fa una piscina in un posto dove non c'è acqua, chiunque viene a pigliarsi la piscina dice ma l'acqua e devi pagare l'alto calore. Che? Pagare l'alto calore. Noi state bene. Questo ho aperto un altro fronte che chiudo immediatamente. Che è il fronte dell'acqua. Ripeto, io sono contentissimo, nonostante tutte le difficoltà che io trovo, stanno incontrando nella gestione di questo comune, difficoltà certamente diffuse in molti ambiti locali, però anch'io vedo un futuro buono per Solopaga, vedo un ottimo futuro, come ha detto già il Presidente della Cantina, che tra parentesi io ancora una volta faccio i complimenti per il lavoro che sta facendo nella cantina sociale, l'impostazione di un'amministrazione veramente con un criterio manageriale di quella cooperativa che la sta veramente proiettando nel futuro. Certamente ha bisogno del lavoro di tutti, cioè noi possiamo farcela, io dico che ce la possiamo fare, noi abbiamo un'agricoltura di eccellenza, possiamo migliorarla ancora, però dobbiamo svegliarci, non dobbiamo più aspettare il salvatore di turno, il
contributo a pioggia di turno, che poi è giusto applicare, cioè questa mentalità la dobbiamo accantonare. Il PUC lo faremo il PUC, ma la cosa più importante è che noi dobbiamo capire che se non cambiamo anche noi, il PUC resta carta lettera morta, perché noi abbiamo già un piano regolatore che è stato ripetutamente violato, lo sappiamo. Quindi io auspico che questo incontro avvenga in seguito, auspico che questo incontro serva per darci una sveglia a partire da me. Io sono più dormitorio magari, però in questo momento in cui dobbiamo capire che dobbiamo accantonare il politicese, dobbiamo accantonare parole, bisogna iniziare a fare. Io ringrazio ancora tutti quanti e lascio tempo. Giustamente io sono perfettamente d'accordo che l'uomo della provvidenza normalmente porta alla tirannia e non alla democrazia, quindi confidare di vincere lo scudetto perché deve arrivare il maratona di turno non significa non soltanto non vincere lo scudetto, ma dopodiché il maratona si infortuna o decide di cambiare squadra e si ritorna in Serie B. Bisogna invece fare un discorso di crescita di carattere collettiva, mettere su in candidatura della squadra progressivamente, così si hanno dei periodi di gloria delle squadre calcistiche, così è anche